Ciao dalla Casa delle Farfalle. Anche oggi qui nascono farfalle e oggi abbiamo un altro ospite eccezionale, una bellissima falena che vive esclusivamente nell'isola di Madagascar. Questa l'abbiamo allevata noi in realtà, ormai la alleviamo da generazioni, ma è originaria appunto del Madagascar. È una falena, appartiene alla famiglia dei Saturnidi e tra le particolarità sono due grandi macchie ocellari nelle ali posteriori, che forse riesco a farvi vedere, e che servono per spaventare eventuali predatori. Ma l'anterina oggi ci racconta un'altra storia, una storia che è stata pubblicata solo qualche mese fa in un articolo scientifico pubblicato dagli inglesi. Questo articolo dimostra che questa specie e altre appartenenti alla sua stessa famiglia, i Saturnidi, utilizzano la strategia stealth per evitare il biosonar dei pipistrelli. Cosa vuol dire? Noi conosciamo la tecnologia stealth per gli aerei da combattimento che evitano i radar, che hanno tutte quelle forme bizzarre. Ma la strategia stealth di questa falena è particolare perché è rivolta ai segnali acustici. Hanno scoperto che il suo torace, che è quello dove si inseriscono le ali, possiede una peluria molto particolare. Vista al microscopio, questi peli sono più grossi e finemente bucherellati, quindi porosi, tali da assorbire le onde sonore, quindi anche gli ultrasuoni dei pipistrelli. Si dice appunto fonoassorbenti. Grazie a questa peluria l'insetto risulta invisibile anche al biosonar dei pipistrelli. Bene, spero che anche voi questa storia abbia affascinato quanto ha affascinato me. Ci vediamo nei prossimi giorni con altre storie raccontate dai nostri speciali ospiti della Casa delle Farfalle.